Preparazione del Carnevale a Taglio di Po che sarà il 29 marzo. E sono con Daniele Passarella, diciamo l'ideatore, uno dei grandi deus ex machina di questo Carnevale tagliolese, ma qua siamo a Mezzogoro perché siamo nel tempio del Pitoc, degli amici mezzogoranti, codigoresi, eccetera, che fanno cose miracolose. Quindi adesso andiamo a scoprire un pochino di cose che fanno loro. Esatto. Ricordando, quando è che siamo noi a Taglio di Po? Il giorno 29 marzo. Ricordiamo che l'anno scorso sono già venuti al nostro Carnevale, quindi si sono meritati il ritorno perché sono bravissimi, sono bravi a costruire i carri, sono bravi a festeggiare, E adesso andiamo a scoprire anche come fanno. Ricordiamo che il 29 marzo a Taglio di Po ci sono io con Fiorigi. Ah, grandi! Vabbè. grandi. Andrea qua nel magazzino dove si stanno facendo le opere d'arte del Pitoc. Andrea, quanto tempo ci mettete a fare un carro? Quanto tempo ci vuole per idearlo? E quanto tempo soprattutto ci vuole per mettervi d'accordo cosa fare? Per fare un carro minimo ci vuole dai 2 carro grande, dai 2 ai 3 mesi. Essendo un carro grande, un carro piccolo ci vuole massimo 2 mesi. I carri ovviamente vengono costruiti che c'è il telaio e vengono incartati con cartapesta e poi colorati a mano, quindi sono tutti artigianali. Vengono montati i telai sopra, saldati con Manitou, quello sarebbe una specie di muletto che serve per montare sopra la struttura, e poi piano piano ci vuole della pazienza, grande passione a cartare. Cartapesta vuol dire carta di giornale e colla liquida. E poi ci sono gli artisti che vengono a colorare come murales con colori a nitro, a pennello oppure a bomboletta. Allora qua siamo in un ambiente segreto perché qua fanno i coriandoli. Sì, qui facciamo i coriandoli che escono dalle macchine così, dopo noi le spuliamo con lo spulatore e sfiliamo le carni col carnevale. Complimenti Responsabile sono io con il mio vice Alberto. No, praticamente voi siete i corandoliari. In pratica vengono fatti con della carta plastificata della Conserve Italia che ci viene data da loro, sarebbe la carta delle etichette, quelle della Volfrutta. Ovviamente questa carta qua viene introdotta all'interno di un macchinario con la quale c'ha una macina che trasforma i coriandoli. Dopo l'impurità con la spulatura vengono tirate via, quindi viene fuori un coriandolo che è minuscolo. Ci vogliono minimo dai 3-4 mesi, 5 per fare un centinaio di sacchi. Si fanno minimo 5 sfilate, 4-5 sfilate. Quest'anno abbiamo 5 DJ, vuol dire 5 impianti che suoneranno sopra al carro con musica reggaeton, hit del momento. Quindi si partirà, ogni carro ha il suo DJ, compresa la macchina. E questo qua è il lavoro, ci vogliono tanta pazienza e tanta volontà. Una tradizione importante ormai da 12 anni a Mezzogoro. Ma Mezzogoro quanti abitanti fa? 1700-1800, scarsi. Ma sono tutti qua dentro? Praticamente sì. Siamo riusciti a tirare su un bel gruppo e siamo molto orgogliosi del nostro comitato. Quest'anno abbiamo fatto un bel gruppo e speriamo di andare avanti così. Non c'è carro senza trattorista e tu sei il trattorista, quello che porta fondamentalmente il carro. Carrista. Mi chiamo Manuele Benetti, vengo da Codigoro, è 2 anni che faccio il carrista. Nascosto sono riuscito a individuare un carro che sarà pronto il prossimo anno, quindi in anteprima non possiamo dirvi niente, poi se si accorgono che sto riprendendo il carro del prossimo anno si arrabbiano pure.